Ecco, allora buongiorno a tutte e tutti. Un ringraziamento ai giornalisti presenti e quelli che mi hanno telefonato per avere nel primo pomeriggio delle dichiarazioni della conferenza stampa. La conferenza stampa è stata convocata dal Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Il COVESAP, l'acronimo, è una struttura nata più di 2 anni fa con la funzione di tutelare e rafforzare il servizio sanitario pubblico attraverso un consolidamento di una rete di comitati e associazioni che sono presenti sul territorio. La conferenza stampa, i relatori saranno 2, il sottoscritto e il dottor Giuseppe Puglia, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso. Vorremmo basare questa conferenza stampa soprattutto sui dati. Purtroppo non ci aiuta il sito web della Regione Veneto, per cui siamo stati costretti a rivolgerci al sito del Ministero della Salute, al sito della SIEP e soprattutto anche attraverso un accurato monitoraggio da parte di alcuni componenti dei comitati, monitoraggio dei servizi e delle strutture dei dipartimenti di salute mentale. In più ci ha aiutato con un certo sforzo di lavoro un seminario che abbiamo organizzato con dei professionisti il 17 e il 18 novembre scorso. Questa è la locandina del seminario. Come vedete, la partecipazione di Andrea Angelozzi, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale della UGLTE, Tiberio Monari, Luana Calabrese, Edoardo Berton, Attilio Baldan, Silvana Gasperoni, Elena Brigo e Angelo Ridetti. Noi siamo convinti che oggi, in questa emergenza Covid, ci sia all'interno un'altra emergenza. Allora, primo aspetto, è ovvio, è noto, adesso anche i muri lo sanno, che la pandemia, ai noi, ha aumentato in maniera esponenziale i casi di disagio mentale. Gli adulti con depressioni, crisi di ansia, panico, aumento dell'aggressività, eccetera. I giovani 0-17 anni, aumento dei ricoveri, 95% in più, avvenuto in situazioni di urgenza. Aumento del 150% degli accessi negli ambulatori, così come pure nei servizi territoriali. Poi c'è un secondo aspetto. No, ma senatore. Paolo si chiude. Poi c'è un secondo aspetto che riguarda la spesa che la Regione Veneto attua. E purtroppo non siamo contenti dei risultati che abbiamo trovato sul sito del Ministero della Salute, e cioè che nel 2018 il Veneto ha registrato una spesa pro capite di 54,5 euro. Addirittura fanalino di coda dopo la Basilicata, e la cosa non cambia anche nel 2019, soltanto che questa volta il fanalino di coda del Veneto è dietro la Campania, e
Ad oggi, per la salute mentale, il Veneto destina il 2,5% del fondo sociosanitario regionale assegnato. Poi c'è un problema statistico che riguarda la diminuzione della spesa nel Veneto. Nel 2018 la spesa ambulatoriale era di circa 84 milioni e mezzo, nel 2019 c'è un decremento del 12,68%. Poi c'è un altro aspetto che riguarda il depauperamento dei servizi psichiatrici. Come vedete da questa slide, nel Veneto ci sono carenze di tutte le figure professionali in rapporto ad una media nel paese Italia. Tutte. Al di fuori, come vedete nel tratto rosso, c'è un'abbondanza, tra virgolette, di operatori tecnici addetti all'assistenza oppure di operatori sociosanitari che nulla hanno a che fare con la presa in carico diretta della persona psichiatrica. E come vedete abbiamo anche un altro elemento che ci preoccupa per quanto riguarda il Veneto. C'è un decremento tra il 2018 e il 2019 di meno 47,05% rispetto ad una media nel paese Italia di meno 32,13%. E poi invece abbiamo un aumento incidenza utenti first ever, per la prima volta. Nel Veneto nel 2018 avevamo 59,3 in media con l'Italia, nel 2019 c'è un balzo, c'è un aumento di questa incidenza. E in una iniziativa pubblica che abbiamo fatto a Venezia, davanti alla sede del centro di salute mentale, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della USL 3, dottor De Rossi, dichiarava nel maggio scorso che c'era un aumento del 20% degli accessi nella USL 3. Dai 5.000 si passava ai 6.000. E diceva che in Veneto 454.393 persone prendono antidepressivi, 79.221 prendono antipsicotici. Quindi è un quadro allarmante che ci preoccupa e come Covesap abbiamo deciso di mettere in campo un programma rispetto ad un silenzio assordante. Io seguo, come parecchi di voi, la conferenza stampa di solito quotidiana della Presidente della Regione Veneto e mai ho sentito una parola rispetto a questo fenomeno di disagio psichiatrico. E quindi abbiamo deciso di fare una richiesta di audizione in quinta commissione il 4 di gennaio e adesso non sappiamo ancora nulla se non una mail di interessamento di due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, di sposare la nostra richiesta di audizione. Poi abbiamo fatto una richiesta di incontro con l'assessora Lanzarin perché vorremmo fare alcune proposte. Poi abbiamo deciso di lanciare un appello SOS Salute Mentale
nel Veneto. L'abbiamo fatto poco prima delle feste natalizie per una raccolta di adesioni collettive ed individuali. E come vedete, al primo posto c'è stato un grande da fare dei comitati per la difesa della sanità pubblica, e poi hanno aderito associazioni di familiari di persone psichiatriche, hanno aderito associazioni del terzo settore, hanno aderito anche addirittura l'ANPI, ma soprattutto ci interessa anche l'interessamento, l'adesione, perché è importante, della CGIL Veneto, della CGIL di Venezia, e aderito anche un sindacato dell'ADL Cobas di Venezia. Quindi, oltre a queste adesioni che velocemente vi ho mostrato, ci sono anche adesioni di partiti, adesioni individuali, 478 persone appartenenti alla società civile la più svariata, quindi non soltanto gli addetti ai lavori. E qui c'è un elenco dei consiglieri istituzionali. Poi abbiamo deciso, e questo è un fatto importante, perché sabato prossimo noi terremo un'assemblea pubblica dove abbiamo convocato tutti coloro che hanno dato l'adesione all'appello. E ovviamente in questa assise vorremmo fare in modo di creare una rete più allargata, un punto di riferimento dove finalmente sul territorio si possa istituire, organizzare una rete di solidarietà, una rete di tutela, una rete che mette in campo effettivamente cosa significa oggi, al tempo della pandemia, proporre un progettino sulla salute mentale. Io lascio subito il compito al dottor Puglia per i contenuti, cioè le nostre richieste come Covesa. Cosa mettiamo in campo? Prego, dottor Puglia. Bene, grazie Salvatore. Allora, io credo che sia importante soprattutto tener conto del fatto che la prima cosa che si chiede, in sostanza, è di tener conto fino in fondo e di prendere in mano la legge 180 anche in tutti i suoi contenuti abbandonati, perché questo è fondamentale. La legge 180 dice essenzialmente delle cose che vengono dimenticate, tipo la centralità del territorio, il ricorso al ricovero soltanto in circostanze eccezionali, la presenza di strutture territoriali aperte e accessibili sempre nel corso delle diverse giornate, perché come recita in modo preciso rispetto per esempio ai trattamenti sanitari obbligatori, questi possono essere effettuati solo se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Quindi voglio dire, gli investimenti devono essere fatti. Una conferenza dei presidenti delle regioni aveva fissato al 5% della spesa complessiva di un'azienda sanitaria la spesa che doveva essere effettuata per realizzare servizi per la salute mentale. 5% è più o meno il doppio di quello che viene investito oggi nella regione Veneto, quindi bisogna investire. Investire poi in professionalità, non si può investire soltanto verso l'assistenza. La regione Veneto, tra i vari punti noi l'abbiamo sottolineato, non può risolvere il problema dell'assistenza psichiatrica realizzando delle situazioni meramente assistenziali in cui si dia possibilità alle persone che una volta venivano chiamate con il vecchio
terminologia manicomiale, mentecatti poveri, che si offre a loro un letto, un mangiare e un po' di assistenza. Perché questo stanno realizzando, stanno dicendo, purtroppo lo sta dicendo la Regione, che ha, con una sua delibera della Giunta regionale, che è sull'attivazione di 280 posti letto in strutture che possiamo chiamare manicomietti, minicomi, come vogliamo, perché non hanno nessuna funzione effettivamente di tipo terapeutico riabilitativo, ma hanno un'esclusiva attenzione assistenziale. Questo spiega anche il fatto che si ricorra a professionisti, non si ricorra a molti professionisti, eppure di psicologi, per esempio, ce ne sono a bizzeffe nel Veneto, e non si ricorra a psichiatri, non si ricorra a educatori e non si ricorre a assistenti sociali, ma si ricorre maggiormente a addetti all'assistenza o TOS, quelli che sono, che costano molto poco e che in situazioni tra l'altro di appalto che rispetto ai costi che vengono sostenuti si sospetta che siano degli appalti, chissà, in cui la questione del costo e quindi del ribasso sia più importante di quello della professionalità che viene effettuata. Allora, una comunità terapeutica riabilitativa protetta deve esserci sicuramente in ogni dipartimento di salute mentale, però è importante che queste comunità terapeutiche riabilitative protette abbiano un numero contenuto di posti e siano comunque a tempo, nel senso che si devono fare delle cose all'interno di queste comunità, perché le persone poi, se hanno dei conflitti familiari insostenibili, debbano essere tenuti magari distanti dalle famiglie, ma per un tempo adeguato perché possano poi realizzare un progetto di vita adeguato. Quindi bisogna che la Regione faccia un piano a lungo termine per nuove assunzioni di personale adeguato, che i centri di salute mentale siano aperti perlomeno 12 ore. Quello che avevamo realizzato a Treviso, per esempio, era che fossero aperti 12 ore e che ci fosse una reperibilità infermieristica notturna. Quindi, per esempio, questo consentiva evidentemente di realizzare una presa in carico anche nelle 24 ore sul territorio. Questo è possibile, si può fare. Quindi il ritiro della DGR di cui abbiamo parlato, ma siccome il diritto alla salute è anche diritto alla salute mentale, è importante che ci siano tutta una serie di possibilità nella comunità, nel territorio, perché le persone abbiano evidentemente delle chance maggiori rispetto alle persone, tra virgolette, normali. L'articolo 3 della Costituzione dice che l'Italia deve fare di tutto perché le persone che hanno degli svantaggi siano messe nelle condizioni di poter anche loro accedere ai diritti di cittadinanza. E questo vuol dire spendere su di loro qualcosa. E questo vuol dire spendere su di loro in termini di capacità poi di abitare, di lavorare e di realizzare anche la loro affettività in situazioni più possibili normali. Quindi bisogna che i piani di zona si muovano in questa dimensione. Poi una cosa allucinante, inaccettabile, è che ci siano le contenzioni meccaniche nei diagnosi cura, servizi psichiatrici ospedalieri. I diagnosi cura è possibile, nei diagnosi cura lo dimostrano un certo numero di diagnosi cura in giro per l'Italia e lo hanno dimostrato anche dei diagnosi cura nel Veneto fino a qualche tempo fa. È possibile non contenere. Io ricordo che la contenzione meccanica, cioè legare le persone al letto, detto in termini più brutali, è un reato, è realizzare una serie di reati, dalla violenza privata al sequestro di persone. Quindi questi reati possono essere scusati eventualmente in circostanze eccezionali, ma se poi queste circostanze eccezionali si producono in certi servizi e in altri servizi non si producono, vuol dire che è lo stile di lavoro di quei servizi che va modificato. E quindi un protocollo perché si superi la contenzione fisica vuol dire un protocollo che dia le scadenze perché siano in grado di modificare uno stile di lavoro che evidentemente a queste condizioni fisiche non sa rinunciare. Questo è fondamentale. Quindi realizzare poi un'altra cosa fondamentale è quella che
per quanto riguarda i minori in particolare, c'è ben poco in termini di organizzazione effettiva dei servizi di salute per le persone appunto minori, adolescenti, eccetera, eccetera. Anche lì bisogna che ci sia un piano molto più preciso per i servizi neuropsichiatrici ed educativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza. Ogni persona, se ha diritto alla salute, deve essere un titolare di diritti e quindi deve essere seguito in tutte le sue necessità, anche per tutta la vita se necessario. Non è tollerabile che dopo che viene dichiarato cronico sia collocato in un posto dal quale poi alla fine non uscirà più. Magari questo potrebbe essere molto sì, vantaggioso per qualcuno che fa affari, però non mi pare vantaggioso per gli utenti. Ecco. Quindi perché questo invece succeda, perché le persone siano ricollocate all'interno di una comunità, bisogna lavorare anche con tutti i soggetti che in questa comunità vivono, a partire dalle associazioni familiari. Ci sono un bel po' di persone che possono essere interessate a tutto questo, gli uomini di cultura, le donne di cultura, i momenti di svago, i momenti di socializzazione devono comportare la chance per tutte queste persone di essere ricollocate in comunità. Io credo di aver detto più o meno tutte le cose molto brevemente che sono all'interno delle nostre richieste, che chi vuole può leggere evidentemente nell'appello che facciamo a SOS Salute Mentale nel Veneto. Però vorrei anche aggiungere una piccola nota sul bonus psicologi, visto che se ne parla abbastanza. Allora, noi pensiamo che sia un errore il bonus psicologi. È chiaro che è una risposta a questa crescita enorme di bisogni che anche la situazione nella quale viviamo di infodemia, pandemia, chiamiamola come vogliamo, ha prodotto, come dire, lacerando il tessuto sociale. Tanto è vero che si è parlato di distanziamento sociale. Ed è vero, distanziamento sociale, cioè le persone si sono trovate in solitudine ad affrontare la propria malattia, i propri lutti, la difficoltà di essere curati, la difficoltà di essere messi nelle condizioni di uscire da casa propria, di magari di potersi allontanare da situazioni, per esempio, invivibili in casa propria. Tutte queste cose qui sono evidenti, però non può esserci in questo una risposta a casaccio come quella di un bonus rivolto a qualunque psicologo, a qualunque prestazione psicologica privata che possa essere affrontata dal singolo individuo. Intanto appunto è una lacerazione sociale, quindi la risposta dovrebbe essere anche una risposta molto più ampia. E poi evidentemente gli psicologi ci sono, per esempio, e devono essere formati, non basta che siano psicologi, devono essere psicoterapeuti, non è la stessa cosa. E gli psicoterapeuti formati devono essere formati all'interno anche di una condivisione in equipe di lavoro nelle quali si possano confrontare e possano costruire quindi dei percorsi adeguati in cui la loro prestazione non sia una prestazione segmentale e inadeguata. Quando tu fai un bonus come quello che fai, cosa succede? Che le persone che hanno dei disagi economici, eccetera, sono la maggior parte delle persone, le persone che hanno sofferto di più sono loro, dopo 2 o 3 colloqui alla fine devono pagarsi di loro e non lo possono fare. Quindi bisogna mettere di nuovo in campo quello che c'era negli anni 70, perché gli psicologi nelle scuole, gli psicologi nei consultori, gli psicologi nei centri di salute mentale c'erano una volta, non è che non ci fossero. E nel mercato ce ne sono tanti di psicologi. Allora non puoi pensare di comprarteli con un bonus, quelli che si sono laureati in psicologia e magari non sono nemmeno psicoterapeuti formati, soltanto per avere un po' di consenso politico. Quindi questo è un errore grave a nostro avviso, un errore come dire, legato all'esigenza di fare qualcosa, ma fare qualcosa in questo caso di
insufficiente, diciamo, usiamo il termine insufficiente per non dire sbagliato. Grazie. Noi avremmo terminato. Se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti presenti, siamo qui. Buongiorno, sono Alda Vanzanna, per me è tutto chiaro e vi ringrazio per l'esposizione sintetica e precisa. Alda, ti servono le diapositive? Sì, chiedo cortesemente le diapositive e poi se è possibile anche la parte propositiva, quella che ha esposto il tuo collega poc'anzi, se poteste mettere in fila le 3, 4, 5 proposte che sono state appunto avanzate, cioè dal personale, il ritiro della DGR, se potete spiegare qual è, con gli estremi, l'apertura dei CSM per almeno 12 ore, eccetera. Scusa, io posso mandarvi il link di questa registrazione in modo che la vedete velocemente, saltando magari qualche... Non ho bisogno di... Mi scusi, ma io l'ho già vista la registrazione, cioè, ho partecipato. Sì, ok, ma per gli altri giornalisti penso, quelli che... Gli assenti, va bene. Agli assenti manderò la registrazione, va bene? Grazie Alda. Buon lavoro a tutti, grazie. C'è Matteo Carollo che vuole intervenire. Prego. Sì, buongiorno, io sono Matteo Carollo del Giornale di Vicenza. E, volevo capire se i dati di cui avete parlato, se avete questi dati anche divisi per ULS o divisi per provincia, o se c'è solo tutto accorpato. Grazie. Purtroppo Matteo non è possibile perché i dati sono stati estrapolati dai due siti, uno del Ministero e l'altro di un'associazione. Purtroppo questa è una delle richieste... Anche da una società scientifica nazionale, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, però purtroppo i dati regionali... Salvatore, ti ridò la parola, scusa l'interruzione. No, purtroppo i dati regionali è una delle richieste che noi poniamo. Se voi cliccate sul sito della regione, purtroppo trovate nulla, per cui abbiamo fatto una fatica immane. Per carità, abbiamo altri dati, tutto in rapporto alle singole regioni. Purtroppo ci mancano i dati USL per USL. Il nostro monitoraggio come associazioni è stato invece sulle strutture, per esempio quanti centri di salute mentale ci sono in quella USL e un confronto con gli anni precedenti. Purtroppo questo confronto ci porta il dato di un taglio crescente nel corso degli anni, non soltanto un taglio dei servizi territoriali, ma anche un taglio degli organici. Il tutto, Matteo, condito dal fatto che purtroppo questa regione spende poco per la salute mentale e purtroppo questi dati che noi abbiamo si riferiscono al 2019, cioè prima della pandemia, per cui è facile immaginare cosa sia successo in questo tempo e dove purtroppo anche le stesse associazioni dei familiari non si possono rapportare in un contesto chiaro e reale. Va bene, grazie. Bene, se non ci sono altre domande dei giornalisti, invitiamo gli stessi, non solo li ringraziamo, ma li invitiamo all'assemblea regionale pubblica che faremo sabato mattina alle ore 10, dove abbiamo invitato tutti coloro, adesioni collettive e adesioni individuali, all'appello, in cui in questo appello, come avete avuto modo di leggere,
c'è non soltanto la parte di critica, ma soprattutto la parte delle nostre proposte che vorremmo avanzare in un incontro con l'assessore, se ce lo dà, e soprattutto anche in quinta commissione regionale.